Quando Stefano Tunis mi ha chiesto la mia disponibilità a scendere in campo nuovamente per la mia città e per il mio territorio, dopo che ho visto il programma di questo movimento, che è un movimento civico nato in Sardegna, fatto da amministratori locali sardi, non potevo dire di no. E quindi eccomi qua, sono pronto per questa nuova battaglia che mi porterà, spero, a rappresentare le istanze dei cittadini del nord Sardegna, del nord-ovest della Sardegna a Cagliari, anche perché c'è bisogno, dopo l'esperienza negativissima di Ganau e Pigliaru e del PD, spero proprio che un nuovo governo di centrodestra possa essere capace di dare nuove speranze al nostro popolo, ormai disperato. Abbiamo visto in questi giorni i problemi del policlinico, i problemi della sanità, i problemi delle strade, della viabilità. Noi non possiamo far altro che scendere in campo e ribellarci a questa situazione gravissima che ci sta lasciando il centro-sinistra dopo questi ultimi anni di loro governo. Il centrodestra lo vedo in grande salute, sono 11 liste motivatissime. Devo dire un plauso a Salvini, che è venuto in Sardegna e ha dato la possibilità ai sardi di scegliere il proprio presidente. Il fatto che il presidente sia il capo del PISDAZ, il partito più antico della Sardegna, è un segnale importante. Un centrodestra a trazione sardista e autonomista è ciò che noi vogliamo, autonomi, forti e schiena dritta. Questo è il principio che ci porterà tutti alla vittoria alle prossime elezioni regionali.